questa è una sorta di anteprima, giusto? Sì. Io dico subito che condivido la proposta di legge di iniziativa popolare relativa alla separazione delle carriere in magistratura per una ragione che è stata spiegata molto bene, anche se sinteticamente, ma in maniera efficace. Il principale argomento addotto contro quel tipo di separazione, come prospettato da quella iniziativa popolare, il primo argomento contro sarebbe che a questo punto, se si approvasse quella legge, le procure dipenderebbero dal governo, quindi l'indipendenza della magistratura ne uscirebbe totalmente condizionata, lesionata, fino a essere annullata. Siccome appunto conosco quel disegno di legge, per quanto mi riguarda lo condivido e lo sottoscrivo, perché il meccanismo che quel disegno di legge propone continua a garantire l'indipendenza della magistratura e a distinguere nettamente il ruolo della procura e dei pubblici ministeri rispetto al ruolo giudicante, quindi garantendo nel processo quella terzietà che oggi è costantemente messa in crisi, in discussione e risulta fortissimamente compromessa. Per quanto riguarda la campagna aereo straniero, è stato molto giustamente sottolineato il punto che è forse il più importante, quello che prevede il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Tenete conto che praticamente, ma questo praticamente corrisponde addirittura a un dato statistico, oggi è impossibile l'ingresso legale in Italia. La politica dei flussi è completamente fallita, gli ultimi flussi stagionali sono andati deserti per la macchinosità di quello che è il meccanismo previsto, e dunque in un paese come il nostro, dove da anni praticamente l'ingresso legale per gli stranieri è interdetto e in cui, udite udite, il numero degli stranieri presenti nel nostro paese da 5 anni si sta riducendo, nonostante le rappresentazioni mediatiche degli sbarchi, che rappresentano qualcosa di completamente diverso, mentre invece per quanto riguarda la popolazione straniera regolare nel nostro paese si assiste a una riduzione. Abbiamo appunto necessità che sia riaperto un canale di accesso legale e sicuro, quindi diverso dai viaggi del Mediterraneo. Come mi ricordava Gad, questa campagna ha avuto la scorsa settimana il più prestigioso degli sponsor, con le parole del Papa Bergoglio all'udienza generale, quando appunto ha detto che apprezza e va sostenuto questa campagna, che non a caso poi vede tra i suoi protagonisti non solo la Caritas ma Migrantes, che è proprio l'associazione che riguarda l'immigrazione della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi si tratta di due ottime, a mio avviso almeno, proposte di legge di iniziativa popolare che francamente io caldeggio. Allora, prima di partire con la presentazione del libro vorrei ricordare, siccome abbiamo qui dietro lo striscione Verità per Giulio Regeni, che oggi è la giornata ONU contro la tortura e in questo momento alla Camera si sta discutendo e votando, adesso non so a che punto saranno, il disegno di legge sul reato di tortura. Un disegno di legge di cui Luigi Manconi appunto è stato firmatario e che si è astenuto dalla votazione al Senato perché magari ce lo spiega meglio lui, è un disegno di legge che è stato completamente stravolto e magari Luigi ci dice ancora qualcosa sul reato di tortura, che mi pare la pena parlarne.
Adesso subito. Scusate. Il 22 giugno ho ricevuto una lettera e insieme a me l'hanno ricevuto cariche istituzionali assai più autorevoli e rappresentative, cioè il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i Presidenti delle due Commissioni Giustizia di Camera e Senato. A scrivere era il Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani. In questa lettera, come prevede la letteratura degli organismi internazionali, molto secca e molto lucida, senza una parola in più e senza nessun svolazzo retorico, si diceva in maniera limpidissima, si dicevano tre cose. Prima, l'attuale testo che la Camera si appresta a approvare e, questa è la traduzione in italiano, disallineato, cioè non è in linea, cioè è difforme, cioè contraddice la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura. Secondo, la contraddice perché quella convenzione prevedeva il reato di tortura come reato proprio, cioè imputabile a pubblici ufficiali e a chi esercita pubblici servizi, mentre nel testo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera è diventato un reato comune, cioè una forma di violenza tra ordinari cittadini. Poi entrava nel merito quella lettera e sottolineava due incongruenze particolarmente acute del testo. Prima, nel testo delle Nazioni Unite, così come nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come nelle sentenze della Corte Europea dei diritti, tortura definisce ogni violenza, ogni forma di violenza fisica e psichica. Attenzione, ogni forma di violenza, ogni. Il testo italiano ha conosciuto un rocambolesco e perverso slittamento incessante delle parole. Da ogni violenza si è passati al plurale, è diventato le violenze. Le violenze poi hanno portato presso di loro questo altro termine, reiterate, quindi violenze plurale reiterate. Quando in maniera fortunosa siamo riusciti a cancellare con un emendamento quel reiterate, la discussione è saltata e ora, successivamente, il testo porta non più violenza, non più plurale violenze, non più reiterate violenze, ma più condotte di violenza, che a nostro avviso è ancora peggio di quel reiterate, perché porterebbe a definire la tortura solo quando essa tortura, oltre a essere ripetuta, cioè ad assumere forme e manifestazioni ripetute, quel ripetersi deve avvenire in fasi e periodi diversi. E questo viene sottoscritto dal commissario del Consiglio d'Europa come la prima grave incongruenza. La seconda grave incongruenza è il fatto che quella violenza psichica è diventato violenze psichiche clinicamente verificabili. Siccome, come è noto, i processi per violenze fisiche e psichiche avvengono in un numero frequente di casi a distanza di tempo dalla loro
dal loro verificarsi, la verificabilità clinica di quel trauma psichico risulta tutt'altro che agevolmente accertabile. Ho sentito io con le mie orecchie poche settimane fa il racconto di un torturato che spiegava come gli attacchi di panico sono insorti in lui a 2 anni dalle torture subite. Ecco, per tutte queste ragioni il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa chiedeva con grande forza che il testo venisse rivisto. Per le stesse identiche ragioni io non ho partecipato al voto quando è stato approvato al Senato. Temo che, ciò nonostante, quel testo nelle prossime giornate verrà approvato, diventerà legge, e questo vuol dire che rimarrà tale per i prossimi non brevi anni. Aggiungo che, come è stato detto da magistrati della Procura di Genova, i fatti della Diaz, per i quali fatti una settimana fa il nostro Paese è stato condannato a un risarcimento di oltre 2 milioni di euro per circa 35 vittime, ecco, i fatti della Diaz, con questo disegno di legge, con questa definizione del reato di tortura, con questo meccanismo che rende così difficile accertarlo, bene, i fatti della Diaz non sarebbero stati classificati come torture, e questa è la più limpida spiegazione del perché si tratti di una pessima legge. Allora, partiamo con la presentazione del libro di Luigi Manconi, Corpo e anima se vi viene voglia di far politica. Questo libro è un libro intervista dove Luigi Manconi viene intervistato da Cristian Raimo, il quale gli pone una serie di domande, diciamo, che spaziano dalla sua passione per la politica, da come ha iniziato a far politica, da cosa pensa della situazione attuale della politica e via dicendo. Però prima di partire con il libro vorrei presentarvi gli ospiti che ovviamente conoscete, ma io ve li ripresento, ovvero Luigi Manconi, politico, sociologo e critico musicale, e senatore e presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani. Tra le altre cose anche presidente dell'Associazione A Buon Diritto e tra i fondatori della rivista Antigone. Accanto a Luigi, Gad Lerner, che Luigi definisce suo fratello minore, compagno di battaglie e di lotte, e giornalista, scrittore e conduttore TV, la nostra Maria Pia Pizzolante. Maria Pia è laureata in storia contemporanea con una tesi sul femminismo, portavoce di Tilt e parte di campo progressista. Fabio Bracci, ricercatore che si occupa prettamente di immigrazione e politiche del lavoro. Mi ha detto che si definisce un clochard della politica, quindi non gli troviamo una casa, mentre sia Gad Lerner che Luigi Manconi, poi approfondiremo anche questo aspetto, sono comunque tra i promotori di campo progressista, questo si può dire. Bene. È una riunione di partito. Io invece sono Giulia Giraudo, sono una dei soci del Bacchino, tra le altre cose sono responsabile di Amnesty International Prato, faccio parte di campo progressista e faccio parte dell'associazione LEFLAB. Detto ciò, partiamo con la presentazione del libro. Io ovviamente, avendo degli interlocutori che so che parleranno, e quindi io starò zitta il più possibile, però volevo, diciamo, orientare un po' la discussione su alcune tematiche che mi hanno particolarmente colpita leggendo il libro di Luigi. E vabbè, partirei da diciamo, questa lettera che Ernesto Rossi scrive alla moglie Ada il 15 ottobre del 1937, è molto breve, e ve la leggo perché secondo me un po' racchiude il significato di tutto il libro.
E Ernesto Rossi scrive: mi sembra perfino inconcepibile che qualcuno faccia qualcosa per gli altri. Quel che faccio lo faccio per me, per essere in pace con la mia coscienza. Se desidero alleviare le sofferenze degli altri, dare agli altri una maggiore dignità di vita, è perché le loro sofferenze mi fanno pena, le sento come mie, e la loro abiezione, il loro abbruttimento mi offendono. Sento in loro offesa la mia umanità. Io partirei con questa lettera, e a partire da questa lettera ti chiederei, Luigi, partirei da te, ovviamente sei l'autore del libro e per forza devi iniziare tu a rompere il ghiaccio. Ho già parlato mezz'ora. Hai ragione. No, ti vorrei chiedere da dove deriva questa grande passione che tu hai nei confronti della politica. Questo perché? Perché mi piacerebbe anche che tu ci spiegassi un po' cosa intendi tu per fare politica, perché nel libro tu sostieni che l'impegno politico non lo intendi, o perlomeno non lo intendi solo come politicismo, bensì come impegno civico, un impegno civico che spesso è addirittura considerato un impegno, se non apolitico, ad ogni modo prepolitico, se non addirittura apolitico. E c'è una frase molto bella che tu dici, tu dici che alla politica manca la capacità di trovare fondamento della propria azione nella concreta e materiale condizione dei più vulnerabili. Detto ciò, vorrei che tu e poi ovviamente Gad e Maria Pia e Fabio ci dicessero anche loro cosa pensano della passione politica che li spinge comunque a fare politica e cosa loro intendono col fare politica. Grazie. Mi soffermerei ancora sulla lettera di Ernesto Rossi alla moglie, perché penso che sia un documento eccezionale. Cerchiamo di dimenticare alcune delle parole magari che oggi appaiono fruste, perché appunto la parola pena forse lo stesso Ernesto Rossi oggi non la userebbe. Però io ci ho trovato una grande verità che è davvero il mio principale fondamento, quello che mi induce all'azione. Ecco. Io detesto la retorica della solidarietà, come spiego nel libro, l'ideologia della fratellanza, l'enfasi comunitarista. Io penso che sentimenti come la solidarietà, il più prezioso forse, riguardino la sfera privata delle persone, riguardino la dimensione intima, chiamerei quella delle motivazioni. Io faccio una scelta, scelgo un campo, scelgo una parte, mi muovo a partire da mie emozioni, miei sentimenti, mie passioni, ma queste devono rimanere dentro la sfera privata. Quando ciò mi induce a scegliere, appunto, a schierarmi, a agire, il mio linguaggio, le mie motivazioni e ancor più le mie soluzioni devono utilizzare tutt'altre categorie, devono diventare razionali, intelligenti ed efficaci. Per capirci, io ho cominciato a scrivere contro l'abuso della parola solidarietà 25 anni fa sull'unità. E in questo quarto di secolo mi sono ben guardato dall'utilizzare quella parola in pubblico, perché la sentivo utilizzare
addirittura nei luoghi e nelle circostanze più improprie, quando ad esempio si doveva chiedere a strati sociali deboli, a gruppi esposti alle conseguenze della crisi economica, di solidarizzare ad esempio con gli immigrati e di lavorare per la convivenza pacifica, per le relazioni appunto interetniche, altre parole che io detesto, interculturali, interreligiose, oppure invece che un intermulti, in nome appunto di un avvenire radioso che sostituiva l'altrettanto radioso socialismo che nel frattempo era andato deperendo. Ecco, io penso che tutto ciò sia stata una cattiva retorica e una cattiva politica. E per tornare al tema dell'immigrazione, noi abbiamo cercato di lavorare con parole e con politiche tutte concentrate su categorie totalmente diverse, che via via abbiamo affinato fino a che oggi possiamo dire le principali categorie per elaborare politiche per l'immigrazione intelligenti ed efficaci sono economia e demografia. Detto questo, resta però un fatto, ed è un fatto che difficilmente si accetta, proprio perché quella retorica è diventata invadente, esorbitante, soffocante. Io ho fatto tantissime lezioni di formazione a gruppi di volontariato, in particolare presso la Caritas, mi è capitato di farlo per antiche relazioni di amicizia, e anche per esempio una scuola quadri di Comunione e Liberazione affollatissima, e io in quelle circostanze, parlando del volontariato... Questa non me l'avevi mai detto. Io sono un assiduo ospite del meeting di Rimini, incompreso da chi non vi partecipa come militante di comunicazione, ma come dire, fiero di andarci. Ma detto questo, volevo andare al punto, io in quelle circostanze, senza alcuna volontà provocatoria, ma proprio per amore di chiarezza, dicevo: ma guardate che voi, e alla fine avrei detto, e anch'io, voi fate quello che fate, assistete le persone con disabilità, fate il lavoro tra i migranti, vi recate nel carcere della vostra città, lo fate in primo luogo per il vostro piacere. Lo fate in prima istanza perché questo vi fa stare meglio. Quindi ogni retorica del sacrificio, ogni volto aggrondato nella postura della filantropia è fuori luogo, perché voi siete buoni in quanto quella bontà vi dà piacere. Ora, questo per me è un punto molto significativo, ma non un punto intellettuale o ideologico, perché a mio avviso avere chiarezza su questo punto fa sì che la militanza politica sia più robusta, più duratura e soprattutto continui nel tempo. Io faccio il militante politico, insisto, il militante politico, perché io sono da mezzo secolo un militante politico, parlamentare da 11 anni complessivi, prima alla fine degli anni 90 e poi adesso in quest'ultima legislatura, ma questi 11 anni complessivi fanno parte di mezzo secolo di militanza politica. Lo faccio perché questo mi rende felice, questo mi fa piacere, questo è per me la principale gratificazione morale. Ovviamente questa gratificazione morale si nutre poi di valori, si nutre di quei valori che però voglio siano nel campo delle mie motivazioni, quelle che mi spingono ad agire. Quando poi agisco, io voglio essere abbastanza informato,
abbastanza capace, abbastanza intelligente per proporre soluzioni politiche rispetto all'ingiustizia, rispetto alla privazione della libertà, rispetto alle diseguaglianze, che siano scientificamente fondate, non solo emotivamente sostenute da un cuore grande così. Ecco, il cuore grande così, se ce l'abbiamo tanto meglio, se siamo virtuosi e solidali tanto meglio, ma poi la politica deve essere fatta di scelte efficaci e intelligenti. Poi dirò più avanti che queste scelte efficaci e intelligenti, nella prospettiva che io cerco di tracciare attraverso questo libro, sempre devono muovere da un punto cruciale: le biografie delle persone. Le persone in carne e ossa, ovvero nomi e cognomi, e che se la politica ha ancora una possibilità di salvezza, cosa non scontata, ce la può avere solo partendo dai corpi delle anime delle persone in carne e ossa, cioè dalle loro sofferenze e dalle loro speranze. Il resto è destinato al fallimento. Ecco. Direttamente il fratello minore. Si potrebbe dire che la sezione pratese di Campo Progressista, scegliendo come suo dibattito in piazza, forse d'esordio o quasi, è già venuto Giuliano Pisapia, ma poi potrebbe essere interessante, a proposito di biografie, dire qualche parola anche sulla sua. Scegliendo Luigi fa un'operazione di tipo autolesionistico, perché abbiamo cominciato dalla battaglia di minoranza sulla legge della tortura, abbiamo proseguito con Ero straniero, sul quale tornerò perché trovo cruciale riflettere su un fatto che lui ha appena citato, e cioè che una campagna in Italia appoggiata dal Papa non se la fila nessuno, no? E oggi, il giorno dopo la batosta elettorale più significativa del centrosinistra in Italia da molti anni a questa parte, tra i principali imputati delle cause di questa campagna è lo ius soli, perché sul Corriere della Sera di ieri un sondaggio di Pagnoncelli, secondo me esagerato, ma anche su questo se volete possiamo tornare, comunque certificava che nel giro di alcuni anni sarebbe enormemente aumentata la percentuale dei cittadini italiani contrari alla cittadinanza per i nati qui o per quelli che hanno fatto un percorso di studi qui, bambini e ragazzi stranieri, e tra le categorie sociali più contrarie ci sarebbero i commercianti e gli operai. Uno quindi potrebbe dire: ma che senso ha cominciare dalle battaglie di minoranza? E aggiungiamoci, per quanto riguarda il lavoro di Luigi fuori e dentro al Parlamento, i carcerati, i tossicodipendenti, i torturati, e avanti di questo passo. Autolesionismo, nella marginalità del ruolo politico di Manconi io vedo qualche cosa di prezioso, perché di tanto in tanto è efficace, di tanto in tanto quelle che appaiono battaglie di minoranza invece producono risultati concreti, che siano di natura legislativa, che siano una sentenza, che siano un cambiamento nell'opinione pubblica, di atteggiamento nell'opinione pubblica, di tanto in tanto producono un risultato preziosissimo. Io credo che sia stato un bene per il nostro Paese che quella postazione Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato sia stata per una legislatura
occupata dalla tignosità quasi maniacale di Luigi e dalla sua concretezza nel seguire singole vicende di natura in teoria anche soltanto individuale, singoli casi che vengono però perseguiti con tenacia. È una modalità della politica che io sono sicuro Luigi proseguirà anche quando non fosse più senatore, anche quando non fosse più presidente della Commissione diritti umani del Senato, ma che diciamo dentro alle istituzioni serviva e serviva a mio parere molto. Non faccio qui un discorso di nobilitare la politica, mi interessa poco, ma penso che dietro, per arrivare subito a anticipare i tempi, immagino anche della curiosità di molti di voi di ragionare insieme sui risultati elettorali, dietro alla profonda demotivazione dell'elettorato di sinistra che ha disertato in massa le urne, ha pensato che non valesse più la pena di andare a votare, ci sia sicuramente anche la sensazione che dei valori, delle battaglie ideali, delle battaglie di giustizia sociale di questa natura sono state messe in un angolo perché non erano convenienti. Credo che l'astensionismo di sinistra da questo abbia tratto molte motivazioni. Naturalmente ce ne sono anche delle altre che attengono, e dopo ne possiamo parlare se volete in maniera più articolata, alla lacerazione del tessuto sociale, alla retrocessione clamorosa della dignità assegnata al ruolo del lavoro, ma su questo possiamo tornare meglio dopo. Se ho ancora un minuto, volevo misurarmi con questa solita storia tua, Luigi, perché, dell'utilitarismo inteso in senso nobile e del fatto che tutte queste cose non si fanno per solidarietà, eccetera. E qui faccio l'unico riferimento al tuo libro che oggi farò, perché mi è già capitato di presentarlo in altre occasioni e perché poi passeremo credo anche all'attualità politica. A un certo punto Luigi, raccontandosi in una forma molto personale, autobiografica, dice: io ho un problema di rispetto pubblico, mi imbarazza il disporre di redditi e privilegi negati ad altri, insomma soffro lo sguardo dei poveri su di me, lo patisco quello sguardo, penso che sia inevitabile e che non ci si possa sottrarre ad esso. Razionalmente so bene come dire che non è colpa mia, ma sono anche altre due cose. Intanto che in genere non è nemmeno colpa sua, cioè del povero, e che comunque innocente o colpevole che io sia, lui è un diseredato e io un privilegiato. Questo tema potrebbe essere da noi tutti declinato in varie maniere, ha a che fare con l'accettabilità e l'inaccettabilità delle disuguaglianze, sul come esse producano anche rancore, solitudine, isolamento, contrapposizione, lacerazioni. Il fatto di essere seduti in un caffè di una bellissima piazza toscana, adesso non abbiamo davanti l'aperitivo noi ma solo dei bicchieri d'acqua, può immediatamente qualificarci come radical chic, una delle parole più detestabili insieme a buonismo che viene adoperata nel nostro dibattito pubblico. Ma su questo io credo che si debba approfondire. Io credo che ciascuno di noi dovrebbe misurare questi suoi sentimenti perfino sulla sua relazione con le povertà e le nuove povertà. Ho in questi giorni un dibattito con la mia collega, coautrice amica carissima, che ha
tra le sue regole di vita fondamentale di dare sempre l'elemosina a chiunque gliela chieda, in particolare quando è presente il suo figlio piccolo, perché suo figlio si renda conto che questa è una regola che evidentemente tu condividi, e la mia scelta dopo il mio viaggio in Nigeria di non dare l'elemosina a quei ragazzi ventenni organizzati nei cults, cioè nelle organizzazioni nigeriane che operano anche in Italia, che sono piazzati davanti a tutti i supermercati, le pasticcerie, eccetera. Sono andato fuori tema? Non credo. Organizzare una presenza politica dove, mi dispiace Luigi, ma il tema della comunità, della capacità di creare un senso di comunità è quella all'ordine del giorno, molto prima degli schieramenti, delle tattiche, del con chi ci mettiamo. Io credo che parta anche dalla nostra capacità di misurarsi con queste nuove forme di diseguaglianza che ci sono entrate nella vita quotidiana e che creano fra di noi continue nuove barriere di incomunicabilità, una babele di linguaggi diversi per cui ti isoli e ti frazioni in piccoli gruppi, a partire dalla condizione lavorativa o di non lavoro evidentemente, ma o tu ricostituisci da lì il tessuto comune che ciascuno di noi vive, poi tu l'hai raccontato nella forma del piacere che ti dà questa forma di militanza. Io potrei a mia volta dirti che vivo come un senso di restituzione per l'enorme fortuna che ho avuto nella vita. Non avrei mai pensato di fare il lavoro che ho fatto, di trarne molte gratificazioni e anche benessere economico, per cui se c'è oggi una battaglia sullo ius soli non posso non pensare a me bambino in Italia, Apolide, è rimasto tale fino all'età di 30 anni, oppure un'altra cosa che abbiamo fatto insieme di recente, le migrazioni novecentesche di cui anche la mia famiglia è stata parte e che sono state naturalmente salvifiche. Sono l'unica ragione per la quale la mia famiglia non è stata interamente distrutta. Sono o non sono, un motivo forte per impegnarsi anche in battaglie impopolari, tra virgolette, di minoranza sulle migrazioni di oggi? Io credo che ciascuno di noi è capace di recuperare queste come sue priorità, oppure la demotivazione alla politica è più che giustificata. Perché uno dovrebbe andare a votare se non vota più per ciò in cui crede? Maria Pia e Fabio, volete dire anche voi qualcosa, siccome si è parlato di varie tematiche, dall'altruismo interessato alla solidarietà, così come ce ne ha parlato Luigi, al tema dell'identificazione? Se Maria Pia vuoi dire qualcosa anche tu? Per questo è venuto. Grazie, intanto sì, due ringraziamenti cerco di essere veloce perché la lettura di questo libro mi ha aperto numerose finestre, quindi a un certo punto ho dovuto selezionare le cose che mi sembravano più importanti da dire, perché è davvero ricco, denso, al punto che appunto si potrebbe stare qui a discuterne per ore, perché ognuna delle cose che sono nel libro meriterebbe forse più di un breve intervento. Però devo ringraziare prima di tutto il Caffè Bacchino, Diego, Giulia, perché non è
è scontato appunto occuparsi di questi temi così minoritari, no? Uso un po' il frame che è stato già usato, ma poi cercherò di dire invece la mia su questo. E l'altro ringraziamento naturalmente va a Luigi e a Gad, prendo loro due per tutti, oltre perché arrivando qui ci hanno deliziato con una serie di aneddoti sulla loro amicizia che a me piacciono tanto quanto il libro, quindi sarei anche qui a farveli ripetere pubblicamente perché sono deliziosi. Ma a parte questo, perché io considero il percorso che stiamo, mi auguro, intraprendendo insieme, e comunque l'idea di fare qualcosa insieme, e non dico a caso questa parola, una cosa che per me è da un lato una scoperta e dall'altro un'enorme possibilità di arricchimento, la stessa che ho un po' avvertito leggendo questo libro. Non per piaggeria, perché naturalmente ci sono cose che più o meno posso condividere, ci sono impressioni diverse che ad ognuno di noi può dare la lettura, ma secondo me anche solo guardando la copertina del libro, no? Voi leggete Corpo e Anima, il titolo, il sottotitolo è Se vi viene voglia di fare politica. Allora, per una come me che ama fare politica, e lo dico in tempi in cui non è tanto facile dirlo, no? Cioè è chiaro a cosa viene associato a questa parola, e di solito è un immaginario non bello, nessuno rivendica con gioia l'idea che è appassionato della politica, che la fa e che la vorrebbe fare senza appunto doversi giustificare 1000 volte, sembra quasi così, un po' una sorta di giustificazioni che uno deve fare, e dall'altro associare alla parola politica corpo e anima, che anche questa sembra una cosa dissociata rispetto ai tempi. Parlo anche qui in termini immaginario pubblico, naturalmente non lo è per me, però corpo e anima sembrano una cosa appunto forse più da meeting di Comunione e Liberazione che da politica, per come viene normalmente intesa. Su questo ha già detto parole preziose Luigi rispetto appunto all'economicismo un po' a cui ci stiamo forse abituando, a cui ci siamo forse già abituati, a cui la politica tende un po' la mano, secondo me anche perché è un po' più semplice rispetto appunto al corpo e anima di cui è animato questo libro. C'è una cosa che un po' invece per me, l'ho letto tutto, lo potete vedere anche dai segnetti colorati un po' infantili che metto nei libri, ma non lo dico per giustificazione, perché vi leggo invece quello che c'è sulla quarta di copertina. La mia politica muove sempre da un nome, un cognome e un volto, e da una storia individuale, per raggiungere quando possibile una questione generale. E a me questo mi sembra un buon modo di avere un approccio oggi a ciò che significa non solo per Luigi Manconi. Io sono qui a testimoniare che questa cosa probabilmente invece riguarda la gran parte della gente che fa politica e che però non fa notizia, cioè fa molto più notizia chi fa politica a partire da altre cose, forse da interessi individuali, forse da smania di potere, forse non lo so. Di sicuro io so che ci sono tante persone che fanno politica a partire da questo e che molto spesso invece sono ai margini almeno del racconto pubblico che ne viene fatto. Dicevo, il sottotitolo sembra slegato dal titolo, anche perché, e qui ovviamente Giulia l'ha già accennato nella mia presentazione, io ho studiato e da lì forse sono arrivata alla politica, il femminismo. Anche questa, una branca che viene associata subito a robe molto minoritarie, reducistiche, fuori dai tempi, no? Perché ormai nessuna ragazza di oggi si dice femminista. A un certo punto ci fu una campagna sui social che andava tantissimo, di gente che si dissociava dal femminismo. Abbiamo anche delle autorevoli politiche italiane che continuano a farlo come se fosse appunto una parolaccia. Per me significa, e questo mi sembra un altro aspetto per me molto interessante del libro di Luigi Manconi, invece una narrazione, un movimento di liberazione di cui mi sento un po' figlia ed erede, molto di più di quanto mi sentirei figlia ed erede dei movimenti storici della sinistra, a cui probabilmente la maggior parte dei politici che si collocano nel campo del centrosinistra fanno riferimento. Un movimento che permette a Luigi Manconi di essermi, nelle parole
della risposta a questa fantastica intervista di essermi molto affine, nonostante naturalmente la differenza di età, di biografie, di percorsi di percorsi politici che abbiamo alle spalle, insomma, di cose che abbiamo potuto fare. Io ho semplicemente potuto fare meno cose, quindi, e studiare di meno e leggere probabilmente di meno, per questo mi giustifico, non per altro. Questa cosa però, oltre a rendermi il lessico del libro molto familiare, perché non è scontato trovare un uomo politico che parla di autodeterminazione, che per me è una parola centrale e che probabilmente muove gran parte del mio agire politico. Non è scontato sentirlo, leggerlo, parlare di corpi e di quanto i corpi nella scena pubblica facciano la differenza, di storia individuale, di temi che appunto vengono spesso collocati ai margini e su cui tutti hanno delle posizioni molto nette, anche appunto non conoscendole. Invece lui alla domanda, ve ne faccio uno tra tutti poi, sulla maternità surrogata, lui dice: non per forza io devo dirvi una verità su un tema su cui penso di dovermi ancora confrontare, di mettere in campo un'altra cosa bellissima che insegna il femminismo, la pratica delle relazioni, cioè la politica intesa come relazione, no? Con gli altri, con il diverso e con la differenza. Ecco, io molto spesso, facendo politica e facendo politica a sinistra, quindi in questo campo un po' frastagliato e molto spesso tendente al minoritarismo, quello appunto che poi non cambia la vita delle persone, non fa scientificamente, come diceva Luigi, delle cose che poi possano effettivamente migliorare anche a prezzo di mediazioni la vita delle persone. Ho sentito spesso tanta sofferenza nell'idea che la mia differenza, ognuno di noi, non perché io sono speciale, ma la mia differenza intesa come cosa che caratterizza ognuno di noi, non fosse intesa come un valore, ma semmai appunto come una marginalità. Le donne non troppo anziane in politica sono evidentemente una marginalità, numericamente, per capacità, possibilità anche di appunto modificare l'immagine e l'immaginario pubblico. E di questa cosa ho molto sofferto, appunto, non perché pensassi che ci fosse bisogno di me, assolutamente, sono una di quelle che pensa che appunto siamo in tanti e ci sono tantissime risorse diffuse in questo paese e che semmai il tema della politica è non riuscire a valorizzarle perché è troppo presa ad guardarsi e ad assolversi, no? Ma proprio per questo, cioè perché se, ed è chiaro che gli ultimi tempi ce lo dicono, molte delle battaglie di Luigi Manconi secondo me lo raccontano nei termini di una distanza con la modernità, no? Cioè ci sono delle battaglie, secondo me queste battaglie sono delle battaglie che ci riportano nel 2017, accanto ad altre sacrosante che però valgono da sempre, no? Cioè la questione sociale c'è sempre stata e probabilmente sempre ci sarà, cambiano le forme, ma ci sono battaglie centrali e per me quella che riguarda l'approccio con i migranti, con la questione migrante è una di quelle che oggi fa esattamente la differenza. Allora io penso che siano appunto le battaglie invece della modernità, cioè che fanno la differenza su quel famoso tema innovazione che molto spesso viene sbandierato un po' da chiunque, perché ormai lo fanno sia a destra che a sinistra, ma mai in qualche modo individuato fino in fondo. Cioè sembra un po' che innovazione sia dire facciamo le start-up, sarebbe un po' sminuire il significato di innovazione. Innovazione vuol dire tante cose, tra cui le battaglie della modernità, che sono quelle di cui Luigi Manconi è protagonista. Ne vorrei dire tante altre, però appunto siccome penso che è giusto che voi ascoltiate più gli altri interlocutori di me, dico questa cosa che appunto a me m'ha molto colpito e vorrei su questo anche un po' stimolare poi le risposte. L'altra notte ero in radio e parlavamo di questo libro
con un altro compagno che lo aveva letto e presentato, Silvano Falocco, che diceva: secondo me però Luigi è stato un po' troppo severo in questo libro con se stesso, con la sua generazione, con il suo mondo, con chi come lui condivide un pezzo di storia importante. Io invece penso che questa sia una delle cose che mi ha fatto empatizzare tantissimo con Luigi e con il libro, cioè l'idea che non ci sia un'autoassoluzione, che molto spesso appunto ho sofferto nella politica, in chi faceva politica da più tempo di me, aveva più esperienza di me, aveva una appunto biografia più solida della mia, perché appunto mi consente di empatizzarci. Ecco, io penso che uno dei temi sia l'empatia. Anche rispetto un po' alle cose che solleticava Gad nel suo intervento, rispetto all'atteggiamento appunto lui dice che la solidarietà è un po' paternalistica, no? Nel libro, e per me una cosa del genere, wow, cioè finalmente qualcuno che come me vede in tante delle cose che in qualche modo da cui mi sono sentita di prendere le distanze, forse per il femminismo, forse perché penso che siano appunto un retaggio del passato e oggi abbiamo tutte le carte per poterle mettere in discussione, e per farle diventare, non perché dobbiamo farlo a prescindere, ma perché dobbiamo farlo per rientrare in connessione, empatizzare con la maggior parte delle persone, degli ultimi, di chi chiamiamolo come vogliamo, ma di sicuro, visto che appunto siamo il giorno dopo le amministrative e non aggiungo altro, dopo magari ne parleremo, però di quel popolo del centrosinistra, per semplificare e usare un'espressione, che banalmente ieri non è andato a votare. I risultati di queste elezioni amministrative raccontano sostanzialmente questo. Io penso che la sinistra storica, istituzionale, il centrosinistra, abbia perso via via la capacità di empatizzare con quello che stava succedendo e naturalmente di rispondere con cose concrete, nette, che non siano la solidarietà fine a se stessa e sbandierata come una slogan, ma qualcosa di più profondo che dia appunto delle risposte. Non dirò cos'è per me la politica per due motivi. Il primo è che non lo so ancora, nel senso che per me è un oggetto ambivalente e quindi questo è fondamentalmente un problema mio sul quale non credo sia il caso di intrattenere le persone che sono qui. Il secondo è che credo sia più interessante provare a sviluppare degli elementi della discussione che sono già stati presentati a partire da quello che secondo me è un aspetto prevalentemente implicito contenuto nel libro di Manconi, che però ha delle implicazioni molto importanti sul piano delle riflessioni generali e anche sul piano delle riflessioni più strettamente politiche che nel volume sono contenute. Per dirla in due parole, poi questo è quello che ho colto, magari può non essere l'elemento centrale, tutto il libro è percorso sotto traccia da una specie di assunto, vorrei dire filosofico se il termine non fosse gravato, diciamo, da un'enfasi eccessiva, che è più o meno questo: le relazioni tra le persone, le relazioni sociali, quindi anche i modelli di riferimento che usiamo nel fare politica, nei rapporti fra istituzioni, attori appunto della politica, sono segnate da una profonda imperfezione, c'è una fallibilità di fondo dell'essere umano in quanto tale e anche delle istituzioni, delle organizzazioni sociali che sono costituite dai comportamenti dell'essere umano messi in atto quotidianamente. Ora, questa idea, alla fine mi sembra di poter dire molto umile, insomma, che sostiene la politica, e questa è la riflessione secondo me che contiene un tasso di politicità elevatissimo, ha due implicazioni assolutamente centrali. Intanto, e questo era implicito nel discorso iniziale di Manconi e penso invece sia il caso di esplicitarlo, c'è un'idea precisa della rappresentanza. Manconi racconta della propria azione politica, la semplifico magari, però anche qui se non ho colto bene quello che è l'intenzione appunto della
della conversazione, poi ne parliamo. Manconi dice sostanzialmente il mio lavoro consiste nel raccogliere le istanze, gli interessi in conflitto, gli aspetti della realtà sociale che sono appunto più interessanti e anche più nuovi, portarli nei luoghi della negoziazione, portarli nei luoghi del confronto e cercare, se possibile, di trovare nuovi equilibri. Cioè questa dialettica tra conflitto, lui la chiama in modo esplicito a un certo punto, conflitto, negoziazione e raggiungimento di nuovi equilibri, alla fine non è altro, per usare due aggettivi abusati e ridotti ormai da questo abuso all'insignificanza, l'emblema della politica laica e riformista, che non vuole dire più nulla oggi, perché sono due termini che ormai chiunque usa insomma, tutte le forze politiche hanno svuotato, diciamo, questi due aggettivi del loro significato più profondo. In realtà questa idea di fallibilità dell'essere umano ha come suo corrispettivo come dire, un aspetto che è assolutamente essenziale, perché se è vero che la realtà è una realtà imperfetta, è una realtà allo stesso tempo perfettibile, e questo è il punto nodale su cui secondo me che percorre un po' tutta la riflessione di Manconi lungo tutto il libro, e anche la riflessione che fa sul proprio passato, perché la cosa interessante, e poi forse magari sarà utile soffermarsi su questo, e mi è piaciuto questo aspetto, poi riprendo il secondo aspetto su cui mi volevo soffermare, è che non c'è nessun tipo né di indulgenza né di atteggiamento ipercritico o genuflesso nei confronti della propria esperienza passata. C'è una elaborazione, una maturazione, diciamo, di convincimenti, di riflessioni su ciò che è stata l'esperienza soprattutto degli anni 70, che è messa al servizio poi della sua attività di oggi. Il secondo aspetto che si collega al primo, a partire sempre da quest'idea di fallibilità, per capirsi, diciamo, rispetto al termine che dicevo, è che molto concretamente, alla fine, la prospettiva su cui tante delle politiche sono state portate avanti in questi anni da Manconi, e su cui Manconi lamenta una certa solitudine, perché l'ultimo capitolo su questo è emblematico, sono politiche fondate su una idea, appunto, anche questa umile ma radicale, delle possibilità, appunto, del fare politica, che è l'idea della riduzione del danno. La dico magari in maniera molto greve, ma insomma è questa la sostanza. Cioè, facendo un esempio molto concreto sull'eutanasia, al netto del fatto che l'eutanasia può essere considerata una sconfitta della società, perché l'abbandono di un morente nel momento in cui si arriva a vivere la dimensione ultima dell'esistere in solitudine, eccetera, alla fine però la persona è sola con il proprio diritto, che poi non è neanche, giustamente, con la propria prerogativa, perché giustamente nel volume non si fa, anche qui, non si parla di diritto, si parla di libertà cioè di libertà dal vincolo del morire in una condizione di sofferenza inutile e gratuita. Ecco, questa dimensione della necessità di riflettere non su una visione, come dire, palingenetica, perfetta, che è stata il tradizionale come dire, chiodo fisso sul quale si è mossa la politica novecentesca, in particolare della sinistra, io credo sia un elemento fondamentale, perché così come sull'eutanasia, su altre questioni di profonda radicalità etica e quindi politica, l'orizzonte è quello della minimizzazione della sofferenza umana, e quindi di nuovo l'idea della imperfezione, ma d'altro canto della perfettibilità, diciamo, delle relazioni tra le persone, quindi tra le organizzazioni sociali, è una idea che percorre tutto il libro. Dico l'ultima cosa, affinché questa riflessione non venga scambiata per una sorta di licenza di moderazione, perché questa idea, ripeto, umile della politica, che non è appartenuta storicamente alla sinistra, perché la sinistra aveva una visione, ripeto, roboante, e quindi con pretese appunto legate alla possibilità di realizzare massimi sistemi e quant'altro. Tutto questo non significa che non si debba e non si possa essere radicali, perché, e qui lo dico accennandolo e basta, ma mi piacerebbe che se ne parlasse dopo, tutta la riflessione che è contenuta nel libro sul linguaggio è una riflessione radicale, non c'è nessuna concessione, nessun ammiccamento
alla polemica sul politicamente corretto come dimensione, come categoria del linguaggio che si può comunque concedere in alcune circostanze, perché ecco, questo modo di essere corriti, mi viene da dire, non c'è, e quindi non si deve interpretare la fatica, la sofferenza stessa delle relazioni tra le persone come elemento di partenza del fare politica, come una sorta di accettazione rassegnata e passiva di ciò che l'esistente ci propone. Sulla questione del linguaggio in particolare mi piacerebbe che Manconi si soffermasse, perché credo sia un aspetto importante in un momento nel quale tutte le peggiori i peggiori fantasmi, diciamo, della cultura diffusa si concretizzano in termini e espressioni che sono state ormai, per usare un termine brutto che sicuramente a Manconi non piacerà, sdoganate nel dibattito pubblico. Allora, data anche l'ora, dato che sono le 8, intanto stanno allestendo l'aperitivo, quindi se avete fame c'è da mangiare. Io so che vogliamo parlare tutti delle elezioni amministrative, mi è stato ripetuto in vari modi più volte, quindi adesso arriveremo sicuramente al punto. Siccome Fabio appunto ha fatto riferimento al tema del linguaggio, che secondo me è molto interessante come Luigi lo affronta, io direi di parlare ancora un attimo di questa tematica e magari anche di quelle parole che tu dici che mancano alla sinistra, di cui la sinistra, quelle tematiche di cui la sinistra non parla. In particolar modo tu fai riferimento alla sinistra parlamentare, quelle battaglie sul tema della libertà di lavoro, il tema della libertà personale o il tema dell'autodeterminazione. Quindi farei ancora un riferimento a queste tematiche per poi magari parlare un pochino di ciò che è successo ieri. Io rinuncio a parlare delle amministrative, senza impedire ovviamente che gli altri lo facciano, perché davvero, anche per giusto rispetto, volevo dire alcune cose su ciò che finora i miei interlocutori hanno esposto. E quindi prendo molto seriamente le cose che Fabio, Maria Pia e Gad hanno detto a proposito del libro. Intanto, a conclusione di questo intervento, proverò a dire in una maniera per me davvero inequivocabile perché di tutto ciò che a proposito del mio lavoro possa essere detto, quello che Gad ha affermato su una sua concretezza e sul possibile successo di quel lavoro è per me questione essenziale. L'efficacia, la sua concreta realizzabilità e il suo risultato tangibile. Ma prima devo dire che, per chi non lo avesse colto immediatamente, c'è stato nell'intervento di Gad una correzione che io totalmente accetto delle frasi da me dette prima, perché effettivamente per una particolare piega che avevo voluto dare al mio intervento poteva risultare una sorta di svalutazione di alcune essenziali categorie fondative della politica collettiva e della politica come noi la intendiamo, che sono appunto poi i valori, le relazioni, i rapporti tra gli individui e il loro agire collettivo. Allora, dico subito, io nel libro parlo spesso e la commissione che ho presieduto e che presiedo ancora per qualche mese spesso ha trattato il tema, pensate, tra tutti quelli impopolari, il più impopolare del mondo, il più schifosamente impopolare, i Rom. La mia commissione ha parlato un sacco di Rom.
Allora, in una bellissima intervista che mi ha fatto una scrittrice, io spiego così, ho detto, ma è ovvio che i Rom non possono essere i miei affini, la categoria con la quale io mi ritrovo più a mio agio, e addirittura nella conversazione che per la prima volta non ho chiesto di rivedere ho detto a me i Rom fanno schifo, e la Stancanelli ha scritto proprio a me i Rom fanno schifo, e per una volta io non mi sono pentito di questa frase, che avrei ovviamente censurato se mi fosse stata riproposta, perché la brutalità un po' indecente di quell'affermazione mi serviva per dire: io non difendo gli interessi di chi è affine a me, vicino a me, prossimo, condividente, simpatico, attraente. Io difendo gli ultimi tra gli ultimi, che spesso sono davvero brutti, sporchi e cattivi, perché attribuisco alla difesa di quella esigua, oltretutto, pensate, 160.000 persone su 62 milioni di complessivamente popolazione italiana, perché ovviamente difendere quella minoranza tutt'altro che attraente, che gradevole e addirittura spesso gravata non da stereotipi ma da tratti effettivamente criminali, significa difendere i diritti e le garanzie di tutti, cosa della quale sono convintissimo, cioè l'annullamento dei diritti dei Rom significa che verrebbero colpiti i diritti miei e di Gad Lerner, capite? Allora, per capirci, c'è stata una fase della storia recente italiana in cui a difendere i diritti dei Rom c'era Moni Ovadia e Gad Lerner. Questo è successo in Italia, è successo questo in Italia. Come poteva vincere il pensiero di sinistra quando l'unico pensiero che c'era sui Rom era un pensiero di destra, razzista, da pogrom, capite? Da pogrom, non semplicemente securitario, fosse solo securitario e legalista, è un pensiero da pogrom. Allora, questo è qualcosa di molto importante. Allora, nel difendere i Rom, quelle passioni, quelle emozioni, quella solidarietà, che vorrei non chiamare così, è come se è in gioco, c'è tutta in gioco, perché significa difendere nella minoranza più sgradevole la nostra stessa cittadinanza, il nostro stesso sistema. Allora, ecco la risposta anche all'empatia di cui parli tu, che è argomento molto importante, molto significativo, perché senza empatia non c'è politica. No, su questo, dai, insomma, il mio discorrere in termini razionali, di utilitarismo, io uso questa formula, altruismo interessato, lo chiamo altruismo interessato, che è quello che vale per il Rom, ma vale per tutto, cioè la reciprocità, che è termine che preferisco a solidarietà, perché ha a che fare col legame sociale. Io pago le tasse perché questo può garantire l'assistenza sanitaria a qualcuno che sta in quella via lì, e se quello che sta in quella via lì paga le tasse, questo potrà garantire l'assistenza sanitaria, non a me che sono una casta, quindi, ma a Maria Pia, capite? Questo è il discorso. Allora, questo io lo chiamo reciprocità, fondamento del legame sociale, cioè di ciò che fa di una società una società. Questo è il punto. Questo è l'empatia. Questa empatia ha una manifestazione politica che è quello che fa muovere gli individui, ed è l'esatto contrario, se vogliamo dirla tutto, della democrazia online, della politica sul web. Quello è disempatico. Dopo che tu hai usato il verbo empatizzare, che mai ti perdonerò finché campi, posso usare disempatia per dire che la politica online a me fa schifo, per capirci. Detto questo, c'è un discorso che ha fatto Fabio, al quale io non ho nulla da aggiungere, ha detto esattamente
ormai è lecito usarlo, le categorie filosofiche è lecito usarle anche dentro il discorso pubblico, dentro l'attività politica, dentro la teoria politica, quindi non me ne vergogno. E quando tu dici alla resa ultima dei conti, cosa propone il libro? Una politica della riduzione del danno. Tanto tu hai ragione e tanto questa politica della riduzione del danno ha un'ispirazione, possiamo dirlo senza paura, perché non è che ci montiamo la testa, ma chiamiamo le cose con il loro nome nella loro profondità. Ecco, tanto la politica della riduzione del danno ha un'ispirazione filosofica che in un campo del sapere e della speculazione non così lontano come la teologia si chiama male minore, che è l'esatto equivalente teologico della riduzione del danno. Non c'è nessuna differenza, è la stessa cosa, riduzione del danno, male minore. Infine, e chiudo su questo, voglio davvero parlarne perché appunto c'è lo striscione alle mie spalle. C'è ancora? Sì, appunto. Allora, vi racconto il mio rapporto con Giulio Regeni, che ovviamente non è stato un rapporto diretto né personale, ma lo è con i suoi genitori. Per me, insomma, la dico tutta, parlare di Giulio Regeni, pensare ai suoi genitori, lavorare per la verità e la giustizia su Giulio Regeni ha molte dimensioni. Una, quella privata, che dico qua perché sto parlando di un libro in cui queste cose vengono fuori, semplicemente mi si spezza il cuore e ripetutamente ne piango. Io ho una facilità estrema alla lacrimazione, forse è una questione di bulbi, non lo so, oppure una questione emotiva, fatto sta che piango spesso, e piango per esempio quando sento parlare la madre. Allora, chiudiamo parlando di tortura, se voi foste d'accordo. Non so, credo che la Camera non abbia concluso questo pomeriggio la discussione, ma sia rinviata ai prossimi giorni. Quando Paola e Claudio Regeni videro il cadavere del proprio figlio all'obitorio, la madre così lo raccontò. Il viso di nostro figlio era diventato piccolo, piccolo, piccolo. Fa una lunga pausa la madre durante quella conferenza stampa al Senato il martedì di Pasqua del 2016. Lo abbiamo riconosciuto solo dalla punta del naso. Una lunga pausa ancora e poi una specie di singhiozzo e Paola Regeni dice sul suo volto tutto il male del mondo. Parlava della tortura, perché la tortura non è solo violenza fisica, lesioni sulle braccia, gli arti, le gambe, le piante dei piedi, i genitali, la faccia, la schiena e il petto. La tortura è volontà di annichilimento della personalità, di mortificazione dell'identità individuale, di oltraggio verso quel tanto di irriducibile che è la persona umana nella sua costituzione originale. Per questo la tortura è tutto il male del mondo. È diversa dalla impiccagione, perché lì c'è un colpo, un atto che produce morte. Qui c'è una procedura di degradazione che mira ad annichilire il corpo e l'anima e che, sentite questa, che è qualcosa che mi ha suggerito una persona
a cui voglio molto bene. Primo Levi parlò di materia umana. La tortura è la riduzione dell'umano, cioè dello spirito, della personalità, delle idee, dell'intelligenza, alla materia, cioè al fisico, all'organismo, al dolore intollerabile che l'organismo patisce dalle efferatte sevizie. Questa è la tortura, capite? Questo è qualcosa che rappresenta, lo dice Paola Regeni, tutto il male del mondo. Bene, allora, io ascolto questo discorso il martedì di Pasqua. Dopo alcuni giorni sono intorno al Senato che cammino, vengo avvicinato da una coppia che si presenta, essendo io cieco e non avendolo riconosciuto, come miei amici, che io identifico come miei amici, che mi chiedono del caso di Giulio Regeni e io racconto loro cos'è quella vicenda. È una grande questione internazionale, è un discorso su quale deve essere il ruolo dei diritti umani nelle relazioni internazionali, è una questione che riguarda il rapporto tra uno Stato democratico, l'Italia, e uno Stato dispotico, è una questione che riguarda quella che la madre di Giulio chiama i giovani contemporanei, cioè quelli tra voi che tra i 18 e i 35 anni hanno percorso le vie dell'Europa, hanno imparato le lingue, hanno superato le frontiere. Racconto tutto questo e loro partecipano, questa coppia di amici, a questo mio racconto con partecipazione, con affetto, chiaramente, con condivisione, con emozione. Finito questa nostra discussione, durata a lungo, c'è un attimo prima del congedo e dopo un attimo di esitazione la signora fa un passo verso di me, mi mette la mano sul braccio e poi mi dice: Luigi, sì, ma politicamente cosa stai facendo tu? A me è venuto veramente, mi sono cascate le balle, come dice il ruvido Gad Lerner. Io avevo parlato solo di politica, nella sua accezione, ma anche, se volete, più traducibile. Cosa deve fare l'Italia nei confronti dell'Egitto? Cosa deve fare l'Italia e l'Europa nei confronti delle giovani generazioni che stanno imparando in questi anni le lingue, il mondo, che sono curiosi degli esseri umani, delle culture? Cosa dobbiamo fare noi nello scacchiere di quella parte del Medio Oriente, dell'Africa? Cosa deve fare l'Italia nei confronti della Turchia, ad esempio, non solo dell'Egitto o della Libia? Tutto ciò sembrava irreparabilmente o pre-politico o non politico. Ecco, diceva Fabio, Luigi lamenta una certa solitudine, sì, sono d'accordo, però diceva Maria Pia, siamo in molti a sentire questo approccio come il nostro approccio. Ringrazio Maria Pia perché questa è per me una risposta fantastica, ringrazio Fabio perché ha evidenziato un mio sentimento individuale, grazie soprattutto a voi. Posso appiccicarmi al volo a queste parole che ci hanno emozionato per, come dire, complicarvi l'ascolto. Poniamo il caso che Giuliano Pisapia sia Presidente del Consiglio e che debba trattare la delicatissima questione se rinviare l'ambasciatore italiano al Cairo oppure se mantenere l'attuale sospensione, che non è una vera e propria rottura della relazione diplomatica, ma è stato un ritiro dell'ambasciatore. Come forse qualcuno di voi avrà letto, esiste una corrente di pensiero che ha anche un'influenza, una presenza in Parlamento nella sinistra, nel Partito Democratico, e che ha anche un'influenza mediatica con interventi sui più grandi giornali italiani, che dice: la vicenda di Giulio Regeni è terribile, ma noi non possiamo permetterci oggi di non avere un ambasciatore al Cairo. Ora, può darsi che anche in assenza di una doverosa, diciamo, soluzione giudiziaria, chiarimento giudiziario di questo crimine, l'Italia prima o poi sia chiamata a una scelta di questo tipo.
ok? Probabilmente procurando a Luigi Manconi una lacerazione, come no? Sì. No, la risposta c'è. Lascia perdere. Io sto partendo da qui per arrivare a parlare delle elezioni amministrative, non ci crederete, è di campo progressista, ma davvero lo penso. Io credo, e qui con un piccolo salto logico, ma spero mi vogliate seguire, che una delle ragioni per cui, vorrei dire, contro la sua volontà e contro le sue intenzioni è cresciuta una aspettativa di leadership intorno a una figura che più anti-leader di così non si poteva immaginare, che è Giuliano Pisapia, deriva anche dal fatto che è uno che è arrivato ad affrontare questioni, nodi di governo, di amministrazione pubblica, di compromesso, di gestione complicata di una realtà metropolitana come Milano, eccetera, a partire dalle posizioni radicali e a partire dalle battaglie di minoranza. Giuliano Pisapia è stato avvocato delle vittime di torture a Genova 2001, Bolzaneto, Diaz, no? Il giorno in cui dovesse toccare a lui e ad altri intorno a lui una scelta di quel tipo, questo elemento di biografia in qualche misura ci rassicura, ma questo è il meno, non sappiamo come avverrebbe e che reazione avrebbe Manconi. Quello che sappiamo è che oggi un anti-leader si è ritrovato per avere fatto dopo il referendum del 4 dicembre un'intervista in cui diceva ci vorrebbe una discontinuità, ci vorrebbe qualcosa di nuovo nel centro-sinistra, sotto il riflettore mediatico, fin troppo, una rilevanza delle sue dichiarazioni pubbliche esagerata, una aspettativa in giro per l'Italia che si è creata intorno a lui, perché probabilmente è uno che ha già dimostrato qualche cosa che a Luigi non riuscirebbe e a me tantomeno, cioè la possibilità a partire dalla politica della riduzione del danno, delle singole battaglie minoritarie, invece di aggregare intorno a sé e di motivare, per esempio come è avvenuto nella città di Milano, io questo l'ho vissuto direttamente, prima di tutto la sinistra che si asteneva e che era delusa, la sinistra delle periferie, dei circoli arci, della vecchie sedi dell'Ampi, di votare un piccolo rimedio, prima ha motivato quelli e una volta che quelli hanno pensato che valesse la pena di riprovarci, a quel punto, vinte le primarie contro il candidato designato dalla segreteria nazionale del Partito Democratico, in quel momento il segretario si chiamava Bersani, vinte le primarie che nessuno pensava che potesse vincere, è cominciato il coro, la sinistra a Milano si è fatta del male da sola, ha scelto un comunista nella città dei moderati, quindi andrà allo sfracello, alla fine ha conquistato quello che si chiama anche il salotto buono, Piero Bassetti per intenderci. Non dico che questi giochi e questi schemi non si ripetono automaticamente, però diciamo è un segnale questa aspettativa che si è determinata. E qui faccio il nome più scontato di oggi, che non vuole assolutamente proporre un'analogia o un paragone o un'aspettativa di quel tipo. Lo faccio perché è l'ultima citazione, spero che facciamo, del libro di Luigi, che in tempi non sospetti, cioè prima dei risultati delle ultime elezioni nel Regno Unito, a pagina 135 di questo libro Luigi racconta l'interesse che ha suscitato in lui la vicenda di Corbyn e prima di Corbyn del sindaco Livingstone di Londra, appartenente alla corrente minoritaria del partito laburista, addirittura espulsi dal partito a un certo punto, che però riesce a ottenere la candidatura,
e vince, diventa sindaco di Londra e nel secondo mandato sarà il partito a candidarlo. Corbyn è stato in minoranza dentro al partito laborista per 35 anni, è stato accompagnato nella sua segreteria da profezie di sventura di tutta la stampa internazionale e della stessa stampa britannica, dicendo questo porta a sbattere i laboristi, questo li porta alla rovina, è garantito la vittoria dei conservatori per chissà quante legislature ancora. È andata diversamente. Cito questo perché chi vi parla è certamente tra i promotori di campo progressista, ma sono anche, e ci tengo moltissimo a ribadirlo, non solo iscritto e membro dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, ma qui ci aggiungo un pizzico di vanità personale, che tutti noi abbiamo queste debolezze. Quando nel 2007 si doveva promuovere la nascita del Partito Democratico e le quote erano così ripartite, 15 dei DS, 15 della Margherita e 15 li sceglieva Prodi, dopo aver scelto persone più autorevoli, importanti di me come Tullio Zevi, Marcello De Cecco, Carlin Petrini e altri, siccome proprio alla fine non sapeva che cavolo metterci, ci ha messo pure me, per cui io posso fregiarmi del titolo di essere un socio fondatore e non uscirò da questo partito, perché siccome ho la stessa biografia di Manconi, cioè nasco gruppettaro, come dalle vostre parti i vecchi comunisti avrebbero detto e magari dicono ancora oggi, noi abbiamo lotta continua in comune, ci siamo conosciuti lì io e Luigi, l'idea di vivere finalmente dentro a una formazione politica larga, inclusiva, in cui le diverse culture della sinistra, del riformismo, del solidarismo, mi dispiace, ma ci sono anche quelle, potessero felicemente stare insieme, è stata per me, come dire, la consolazione della vecchiaia, voglio morire in un posto largo in cui stiamo tutti insieme, e io che promuovo campo progressista oggi ci provassero a buttarmi fuori dal Partito Democratico, non ci penso minimamente, ma nello stesso tempo debbo riconoscere l'evidenza dei fatti, ovvero la insufficienza oggi del Partito Democratico rispetto al rapporto con le sfide di questo Paese, con i grandi temi che dobbiamo affrontare, e detti quelli, detto le guerre alle nostre porte, detto le crisi finanziarie, detti il governo dei flussi migratori, detto il terrorismo e quant'altro, arrivando dentro a questo Paese la lacerazione della sua società e il rapporto con i soggetti e le classi subalterne e i soggetti più fragili, quelli impoveriti, quelli che hanno paura di impoverirsi, quelli che hanno subito, come accennavo prima, un frazionamento nelle forme di retribuzione, nelle forme contrattuali, nelle forme normative, anche se svolgono gli stessi lavori. Allora, quando Fabio prima diceva Manconi è portatore di una politica umile, che non è tipica del linguaggio della politica di sinistra, che è roboante, questo è, se non sbaglio, l'aggettivo che hai adoperato, io vorrei tradurre quel roboante in qualche cosa di molto più nobile che era. Perché era roboante? Perché la classe operaia, liberando se stessa, avrebbe liberato l'umanità intera, diceva Carlo Marx, e in molti per un secolo hanno profondamente creduto all'idea che la condizione sociale del lavoratore salariato
oltrepassasse le barriere nazionali, dando luogo addirittura a un'organizzazione politica e sindacale che poteva portare quel nome meraviglioso di Internazionale, e che tu ridi. No, Io non rido. all'altra internazionale. Vai, dai, scusa. E- Cade dell'Inter per questo. Ah, vabbè, certo. Come sempre diceva il compagno Armando Cossutta, avevamo la squadra e abbiamo la squadra con il nome più bello che ci sia da questo punto di vista. Ma tornando a noi, il linguaggio roboante nasceva da una aspettativa enorme posta, diciamo, in coloro che la sinistra rappresentava, fino al punto che, suppongo ciò avvenisse anche a Prato, come avveniva nel resto d'Italia, era naturale, doveroso che il partito in Parlamento mandasse degli operai, che ci fossero i quadri che direttamente riferivano al mondo del lavoro, no? Tutto questo è come dire, saltato per aria e noi ci chiediamo se non fosse un rapporto ideologico strumentale quello con i lavoratori. Ci interessano i proletari, ci interessa la classe operaia perché sono coloro attraverso i quali si prende il potere, e una volta che si è verificato che non si prende il potere attraverso gli operai e i proletari, le loro vite, le loro condizioni personali, la loro sfida quotidiana per come dire, andare avanti non ci interessa più. Il problema grande che abbiamo oggi è come sia possibile restituire in Italia dignità al lavoro e come sia possibile oggi opporsi in una forma ragionevole, credibile, non demagogica all'acuirsi delle disuguaglianze sociali, all'aprirsi scandaloso della forbice delle retribuzioni per cui, come dire, le nostre aziende italiane andavano molto ma molto meglio come risultati economici quando i manager guadagnavano 20 o al massimo 30 volte la media dei loro impiegati rispetto ad oggi che guadagnano 400 volte la media dei loro. Allora questi sono i problemi di instaurare una nuova relazione con il mondo che si è completamente divorziato dalla sinistra perché non interessava più alla sinistra. Vi dico soltanto due flash del lavoro recente che ho fatto in proposito in televisione, perché il mio modo di fare politica è fare il giornalismo, è un'ambiguità che mi porto da sempre e che perseguirò anche in futuro. Credo che non sia disonesta, che non sia una forma, come dire, surrettizia di propaganda se e quando è dichiarata come cerco di fare. Un flash è genovese, e non a caso cito Genova, dove mi è capitato di incontrare delle donne di un'impresa di pulizia che lavoravano per la Cassa di risparmio di Genova, al centro di scandali, arresti, ruberie varie, la quale aveva fatto una gara al massimo ribasso per riassegnare l'appalto delle pulizie in tutte le sue filiali e naturalmente chi ha vinto, la cooperativa che ha vinto al massimo ribasso questo appalto ha ridotto a tal punto gli orari di lavoro di queste donne da produrre, diciamo, dei redditi mensili ai quali io non credevo, no? Alcune di queste guadagnavano 40 euro al mese. Voi direte ma allora perché tenevano il posto? Naturalmente la maggior parte di loro lo ha lasciato
ma alcune disperatamente restavano aggrappate a quel posto da 40 euro al mese perché pensavano non si sa mai, meglio ho un contratto e quello lo tengo. E mi dicevano, quando io paragonavo il loro lavoro a quello della servitù del passato, al concetto di servitù e di schiavismo, la risposta che io ho ricevuto: almeno gli schiavi avevano vitto e alloggio. E questa frase me la porto dietro. Una situazione credo più simile a quella che voi vivete a Prato, ma dove si era vissuto anticipatamente questo divorzio, è quella di Monfalcone, città rossa per eccellenza, anch'essa. Cioè, naturalmente di queste donne delle imprese di pulizie che dicono una frase del genere, almeno gli schiavi avevano vitto e alloggio, potete immaginarvi che vadano a votare, a scegliere tra centrodestra e centrosinistra sul sindaco, mi sembra proprio remoto. A Monfalcone, città sede di un'azienda di grande eccellenza come Fincantieri, grande eccellenza italiana, azienda inutile, si è determinata una tale babele all'interno di questi cantieri navali per cui questi lavorano a fisarmonica quando allestiscono le navi da crociera, per lo più sono quelle che lì vengono fatte, e ai 950 operai, in grandissima maggioranza italiani, che tagliano l'acciaio, lo piegano e che fanno gli scafi, insomma, subentrano nella fase successiva della lavorazione 500 ditte di appalto e subappalto che svolgono i lavori più ingrati nell'allestimento di queste navi, e a quei 950 italiani ad esempio corrispondono 2000 lavoratori immigrati dal Bangladesh che entrano e escono a intermittenza e lavoratori di altre 20 nazionalità tra Nord Africa, Balcani e Est Europa. Tutti questi svolgono le mansioni spesso, anzi quasi sempre più faticose e malsane, molto spesso guadagnando la metà degli italiani. La possibilità, la capacità di mettere insieme questa babele per dei sindacati nei quali naturalmente non c'è un operatore che parli la lingua del Bangladesh, è il tema che sta dietro alla politica di sinistra del futuro. È il tema: è possibile ricostituire intorno ai principi universalistici dei diritti, per cui allo stesso lavoro, alla stessa tassazione deve corrispondere gli stessi diritti, sì oppure no, oppure vale il prima gli italiani? E che cosa significa, quale tutela darebbe agli italiani il prima gli italiani? Questo è, diciamo, il tema sul quale o si riallaccia questo rapporto oppure dobbiamo immaginare, ed è una delle possibilità che noi abbiamo davanti, come i risultati elettorali di ieri secondo me ci dicono, un lungo, forse necessario e forse perfino sano periodo di lavoro di base che però ci spaventa se la ritirata fosse una ritirata in Italia da tutti i luoghi di governo di questa società, perché quello che sta succedendo intorno all'Italia in questo momento è così drammatico e così incognito che appunto l'insufficienza dei singoli partiti deve essere dichiarata, che la centralità di queste tematiche e di questi valori di cui abbiamo parlato questa sera deve essere riproposta con forza a partire dalle biografie di chi le vuole rappresentare. Però accidenti, qui dobbiamo provarci con il coraggio di rompere le righe, di rompere le discipline di partito, di rompere le discipline di gruppo. E il motivo, e davvero mi scuso per la lunghezza ma ho finito,
Per cui quando io che appunto sono nel Partito Democratico ma non ho mai votato Renzi segretario, ho votato prima alle primarie per Cooperlo, a queste ho votato per Orlando, sono in minoranza, ma quando ho visto scegliere la strada della separazione, della scissione, D'Alema, Bersani, Speranza e quant'altro, ho pensato che facevano qualche cosa di miope, di piccolo, non all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Io mi auguro che sabato 1 luglio, sabato prossimo, in Piazza Santi Apostoli non nasca un nuovo partito o partitino che si accontenta del 5, del 6, dell'8 o del 10% dei voti, a essere estremamente ottimisti, perché mette insieme diversi pezzi di questa sinistra delusa. Non è questa la via per affrontare problemi grandi come quelli che abbiamo cercato di descrivere, per cui ci dovremo stare dentro con fantasia e con indisciplina in forma molto più larga. Credo che si sia fatto tardissimo, io condivido totalmente il discorso di Gad che la cornice culturale e politica è il programma di campo progressista, quindi chi vuole iscriversi adesso Maria Pia girerà e farà le tessere, giusto? Comunque il commento di Maria Pia al discorso di Gad è stato hic Rhodus hic salta, vero? No. Non è Mimmo Pinto, si dichiara Mimmo Pinto. No, volevo dire una cosa piccolissima. L'introduzione del discorso che ha fatto Gad è da me condiviso, ma come discorso teorico, di scuola, nel senso che nel caso concreto della vicenda di Giulio Regeni le cose non stanno così, nel senso che è importantissimo perché è materia di polemica che tenderà a diventare sempre più aggressiva, quello per esempio che dico io, ma quello che poi dicono i familiari è in realtà semplicissimo: non possiamo consentire che l'ambasciatore italiano torni in Egitto fino a quando il richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto è, come è stata, l'unica misura presa nei confronti dell'Egitto. Questo è il punto. Se domani si dicesse l'ambasciatore italiano va in Egitto e allo stesso tempo vengono adottate misure altrettanto concrete ed efficaci sul piano commerciale, politico, istituzionale, diplomatico, culturale, universitario, sportivo, turistico, per far sentire all'Egitto che l'Italia non può accettare questa situazione, questo oltraggio quotidiano alla dignità del nostro Paese rappresentata dal rifiuto dell'Egitto di cooperare nella ricerca della verità, allora a quel punto l'ambasciatore può andare in Egitto. Quindi questo finora, in oltre un anno, non è stato fatto, quindi la responsabilità del Ministro degli Esteri prima e del Governo italiano poi è di aver pasticciato e di essere rimasti inerti. Ecco il punto, grazie. Bene, io direi che ormai si è fatto tardi, quindi chiudiamo qui la discussione. E se volete comprare il libro di Luigi Manconi, qui ci sono delle copie, se volete firmare ci sono le 2 proposte di legge sulla separazione delle carriere e la campagna Ero Straniero, e c'è l'aperitivo per chi volesse fermarsi e mangiare qualcosa. Grazie a tutti.